E come all'improvviso, buonasera a tutti e augurando una buona tisana a tutti. Dall'Erre dello Zenzero, buona tisana a tutti, allegria e simpatia, allegria. La 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 la. Salutiamo a tutti, un salutone dall'Erre dello Zenzero, specialmente tutto il mio gruppo. Tutto il mio gruppo si balla, si canta e si diventa pure checche. Oggi mi sono divertito dal mio gruppo, splendido gruppo. Un saluto a tutti, Angelo, Tiziana, Giuseppe, Teste Camillo, salutiamo tutti, Lilla, salutiamo Antonella, salutiamo Laura, salutiamo Daniela, il sindaco, Francesco Lentini, saluto il mio gruppo, ci stiamo divertendo. Ciao Gaetano Balsamo, Lina, buona tisana e una buona notte a tutti. Angelo Gagliano dal Barra Franca, ciao Cesare. Si balla e si canta sempre. Io voglio, non posso che andare sempre a letto se non dico a buonanotte. Salutiamo pure a Gaetano, salutiamo pure Alessandro, salutiamo pure Cristina da Caltanissetta e Lilla da Caltanissetta. Allora, Patrizia Luce, ciao, Tony Amato, grandissimo Tony Amato, che voglio salutare con l'occasione il mio cugino Franco, Franco Amato da Catania, ciao Franco, Lina mia cugina e tutta la famiglia Amato, e un grosso abbraccio a tutti. Allora, salutiamo a Laura, ciao Laura. Allora, io come sempre ho inoltrato, a prescindere che ora faccio pure come chi delle Iene e se c'è la notizia, perché purtroppo vengo chiamato, effettivamente mi dice fammi sto video, fammi chiedere e io lo vado a fare. Ma la nostra principale cosa è la bella tisana di zenzero e limone della buona salute, non ne scordiamo. Allora, fino a che siamo l'occasione, siamo Mimma Guarneri, allora domani alle 9 incomincia il concorso. Allora dovete postare una foto sul mio profilo, vincerete una maglietta e una tazza come questa, una tazza dell'Erre dello Zenzero, vi arriva direttamente a casa. Salutiamo Massimo Orlando, ciao Massimo, vi arriva direttamente. Postare una foto di gastronomia, una foto di cultura, un selfie. Chi ha più voti vincerà e direttamente da Villarosa vi viene inoltrata sta bel regalo. Chi ha più voti? Il concorso finisce alle 21 di domenica. Tom stacca alle 9 e 9 alle 21 si stacca e possono partecipare tutti. Ora salutiamo a tutti, Angela Di Mauro. Allora, Giannola Francesco Paolo, ciao, buona serata dalla nostra bella tisana, qui è linea, un attimo, Mattia, salutiamo Mattia. Allora, abbiamo l'amico nostro lontano la Cascia, da Palermo, direttamente da Palermo, vediamo che è da molto tempo che non ci sentiamo, vediamo se è bene, allora, vediamo. Antonio Maccolo, ora finiamo di scherzare, c'è la diretta di Zenzero e Limone. Ciao sindaco! Allora abbiamo Angelo Rapisarda, buonasera, Anna Maria un Darrema. Sfortunato foste, ritenta sarai più fortunato, Gaetano. Ersilia, ciao Ersilia. Oggi parlavamo delle scie chimiche. Sulla partita, ci sei fantasmi, nessuno c'è. È partita la musica, non c'è veramente nessuno, perché c'è la casa sempre pigliata dall'allegria. Allora, ciao Giuseppe, Gianni Nasca, saluti Rosa Artale e Nino Giunta, saluti Rosi Artale e Nino Giunta, Giuseppe. Allora, oggi dei cieli di Villa Rosa ci sono apparse delle scie, secondo me erano chimiche. Se potete vedere cose, c'erano le scie e c'è un video, parla chiaro. Vabbè, non mi parlavo, noi parliamo di Zenzero e Limone, però stiamo attenti. Allora, salutiamo il nostro amico Piero Rapisarda. Allora, dopo aver mangiato
da Fabiola. Ciao Laura, buona serata, Angelo Rao, ci vuole una bella tisana. Salutiamo la nostra coordinatrice che mette ordine dal nostro gruppo, oggi ci siamo ammazzate da risate, Lilla, ciao Lilla, la cartanessetta. Un abbraccio a Lilla, Mattia, un abbraccio a Mattia. Allora, Silvia, Patrizio ti ho spedito sulla tua bacheca per la vincita del menù parmigiano di melanzane, vedi sulla tua ok Ersilia, vado a guardare. Gaetano, la musica parte da sola perché è messa... No, forza Palermo, speriamo in Serie A. Palermo si gioca tutte cose. Non ti pio, come mi vedi? Mettete gli occhiali. Lina Balsamo, buona serata. Mia compare Santo Porpora, c'è muta. Salutiamo mio compare Santo Porpora. Qualcuno non mi vede, ma io pure. Ma signor scuro, non lo so. Non lo so, boh. Non lo so. Mi vedo, mi vedete? Mi vedete? Compare Santo, mi sa calina quando... in testa lì. Oh, ciao, c'è di Pino, ciao, andiamo a compare Santo. Ciao, compare Santo. Ciao, però, cosa c'è? Ciao a tutti, come siete? Come siete? Sì, con te. Oh, Garden. Salutiamo a tutti da Villa Rosa. Salutiamo a tutti. Salutiamo a tutti. Salutiamo, ciao. Qui è l'auto. Ma c'è Maria. Ah, non l'abbiamo visto, ciao. Manco si vede, non si vede. Maria Catena, forse Maria Catena ora si vede. Non si vede. Maria Catena, accatta il cellulare nuovo, accattate. Salutami Maria Catena. Siamo un regalo tu. Ciao Patrizio! E come all'improvviso la mia manager. No, non ti sento. Ciao Maria Catena, ciao, buona serata. Dove siete? Tanto. Ma dove siete? Riviera. Dove? Riviera. A Riviera, un momento che sta questa cavolo di musica. Riviera, Peppe Di Pito! Ciao Pe! Ciao Patti. Ciao, Riviera siete, Riviera a Pergusa. Auguri, ma state festeggiando, auguri, chi si festeggia? Madonna santa. Barasa, chi state festeggiando? Barasanto, dove sei? Il contratto. Auguri veramente di cuore, un augurio dal re dello Zenzero in diretta, veramente, auguri con tutto il cuore, venga. Grazie. Aspetto per cannola direttamente a casa mia. Auguri. Auguri, veramente auguri, veramente auguri, auguri in Barasà. Il cannola ma fa però, il cannola. Non si sente. Ok, allora io voglio fare direttamente, non si sa se mi sente, voglio fare veramente gli auguri a tutto il governo regionale per quanti padri di famiglia finalmente è arrivata la stabilizzazione, in senso che contratto a tempo indeterminato. Come a Villarosa, come tutta la Sicilia, finalmente tante famiglie sorridono e io ne sono veramente fiero e contento, veramente, perché rientrano tante parti delle persone, amici miei,
che effettivamente avevano un contratto a tempo determinato, magari in precariato. Oggi si sorride. Io gli auguro veramente tanta felicità veramente a tutti, con tutte le cose, da Villarosa e tutti gli amici miei, sia villarosani, di Enna e tutta la Sicilia. Finalmente è successo questo miracolo. Un abbraccio veramente. Salutiamo salutiamo i germanesi. Ciao Antonio. Allora, Pietro, non so se mi vedete, io non so, benissimo, si vede o non si vede? Aspetta. Allora, io non mi occhio niente. Santina, Giuseppe da Camera, prenditi poca confidenza. Che succede? Allora, Santina Santa Sierra. Allora, conoscendo Giuseppe, è una persona, Giuseppe Testa di Camilla, è una persona che scherza, una persona che aiuta i battuti, non penso, lo voglio difendere in diretta, non penso che magari si intromette di qualche cosa, magari ha una malpensiere, perché è stato il mio gruppo e ci fa ammazzare dei resati, con la rima, con le battute, come lui, pariamo il gruppo veramente bello, fenomenale, un gruppo veramente fenomenale. Noi ci divertiamo dalla mattina alla sera, ci divertiamo veramente. Chi vuol venire, basta che è educato e ghetta magari battute, può entrare nel gruppo. Salutiamo Tina Scibetta, buona serata. Ah vabbè, metti l'amplifone nella battuta, le battute, cioè, Santino non ti preoccupare su con la vita. Allora, Santina, io ho scritto solo che non si sentiva. Allora, io conoscendo Giuseppe, appunto, ha visto, Giuseppe è uno che mette battute, non è una persona che pensate al male, io lo conosco perché ce l'ho del gruppo e ne fa morire delle risate, pure io, a prescindere che Dio si ammazza delle risate quando vai in diretta, lui sa, io mi ammazzo delle risate delle battute che ha. Io vi assicuro che effettivamente il membro che è il mio Giuseppe, che no, scusate che sbagliavo a parlare, il mio, diciamo, che è messo dentro il mio gruppo è una persona pulita. Allora, ciao Marco Fazio, buona serata. Buona serata, un momento che staccare, sto coso più mio, niente, che ha aperto tutto cosa oscuro, ora forse che ne mettiamo l'osso, aggiornata. Scusate, era messo, effettivamente l'ho messo là sto cellulare, perché effettivamente era messo qua. Siccome io solo la giabbatta della carica batteria, la batteria ha io 27% e purtroppo la mette non si vedeva niente, ma qui vedeva niente, per dire la verità. Ora, vediamo, scusate, aggiornare, ok. Finalmente aggiornato. Mi vedete ora, si vede meglio. Un attimo, questa stamare sta carta ricca ora è mettere da basso verso l'alto. A salute. Ciao Laura Purpura, Giancarlo Nicosia. Allora, ecco qua è meglio. Bravo Mattia, visto? Ora si vede meglio, Oh, finalmente ne vediamo, finalmente ne vediamo. Viva la Sicilia, salutiamo, ora ne vedo, ed era a Bannascori era. Allora, come salutiamo Salvatore e Romina Salvaggia sempre da Barra Franca, grandissimo amico mio e collega da Barra Franca. Ora si vede benissimo, non bene, come, tanto eccetera Mattia, si vede benissimo, non si vede bene. Ora si vede benissimo, non bene. Va bene, ok. Anna Maria Raggi, Giuseppe fenomenale. Ha visto? C'è Giuseppe che è fenomenale. Allora abbiamo Giuseppe. Ora a domani sta la luce. Non a domani la luce, c'era la luce. Non l'ho pagata la luce la pagai. E Silvia Milano, sì, ora bene, prima un po' buio, era là che c'era carica batteria. Ok, basta. Ok. Allora, io come dicessi, effettivamente ho detto che vado in diretta, in quanto mai sempre salutare le persone. E io effettivamente
non posso andare a dormire ora che effettivamente ho degli amici virtuali buoni e però tante persone mi hanno venuto a trovare. Mi hanno venuto a trovare e veramente ho riscoperto, ho riscontrato degli amici veramente che magari li conoscevi virtualmente, ma quando le vedi di presenza effettivamente ti fanno tanta festa, quello che ti manca degli amici magari d'infanzia, magari ti sanno tutti i caratteri, amici, parenti, certe volte veramente, lo dico sempre, che Facebook ha fatto una cosa, che ti ha fatto avvicinare delle persone magari lontane, belle, amici di qua e di là, ma ti fanno allontanare le persone, quelli vicini, non lo so, magari per pregiudizio, magari si vergognano, magari non mi farà foto di qua e di là, però non c'è niente di male, ormai Facebook uno non sa da affrontare, io non ho niente da affrontare, non ho niente da ammucciarmi, quella mia è qua, bello, sereno, quella mia bella casetta, come vedete c'è la bella mia casetta e io ho voluto postare, e qui lo vedo bene, tutti i capoluoghi, diciamo, delle regioni della cosa, che saccio, abbiamo la Sicilia, abbiamo la Calabria, abbiamo la Sicilia, abbiamo la Calabria, vedi? La Calabria, ho voluto postare un ricordo nazionale, abbiamo pure la Sardegna, che io la chiamavo i sardagnoli, abbiamo tutte le regioni che rappresentano, abbiamo San Giovanni Rotondo, insomma, abbiamo il peperoncino contro il malocchio, insomma, ho voluto dare un esempio della nostra, diciamo, cultura, della nostra bella Sicilia. Dopo io dicessi una cosa, che tutti ci dobbiamo veramente rispettare. Allora, aspetta, ci dobbiamo rispettare, però certe volte mi viene la delusione che quando non vi aspettate, certe volte ci sono degli, diciamo, parenti, amici, certe volte magari, che te voglio dire, un po' lontani, siccome io voglio bene a tutti effettivamente e voglio più amminzigliamento, non lo so, di qua e di là, e questo mi manca, però visto che c'è su Facebook magari che ci dà la possibilità, oggi mi sono divertito un 2 o 3 ore e tutti possono testimoniare dal gruppo che ci passiamo il tempo e ne hanno succeduto tante, addirittura hanno chiamato pure l'ambulanza, quasi quasi, eravamo a manicomio. Salutiamo Valentina Maurizio, insomma, tutto bene Valentina, Francesco Manuele, ciao caro amico, ciao Francesco, un abbraccio, Giuseppe Testa Camilla. Allora il stile, bene, il forno, partito. Allora il forno è originale, il forno quello mio è originale, guardate, questo è originale, certo, questo è un forno che facevo il pane, qui ormai facevo il pane, ma ora è diventata quasi quasi, che sto ingendo niente, allora è diventato quasi quasi come una cappella però, del Padre Pio, è un forno originale, un forno che si infornò a pane. E abbiamo pensato a fare, diciamo, una cappella, diciamo, una cappella. Io effettivamente certe volte mi viene la nostalgia quando non saluto. Aspetta. Anna, ciao Maria Rita Bruna, Anna Maria Iraci, oggi Anna Maria Rita si è divertita, Antonio Macaluso, a Rimini ancora non è arrivata, ma chi non è arrivata? Che è successo Francesco? Spiegati, stai passando un brutto momento, se vuoi venire in diretta magari, tanto... Io faccio pure ora di psicologo. Non piangere. No, non piangere, no. Io non piango mai, io sono sempre allegro.
Ciao Sabina, salutiamo Stefano. Maurizio Licata, ciao Maurizio. Mio fratello che no. Francesco, mi dispiace. Francesco, mi dispiace. Ciao Mattia, salutiamo Mattia. Ciao Mattia, salutiamo Rosi, salutiamo tutta la famiglia. Buongiorno, salutiamo Santo Porpora, Patrizia stasera con Nola niente. Giovanna Bonello, Patrizia Genco, ciao Patrizia. Carissimo Francesco, questo mi dispiace, è il senso della vita, purtroppo, non lo so, preghiamo per il tuo fratello, non so che cosa ha, veramente preghiamo perché io effettivamente sono devoto a Padre Pio, che posso farti che preghiamo per lui, speriamo tutto bene. Mi piace il cannolo, mi piacciono i cannola veramente, mi piace il cannolo. Mi piace veramente il cannola. Sta all'ospedale a Messina. Che è successo, Francesco? Insomma, questo ci dispiace veramente, carissimo Francesco. Quando sento queste notizie, certe volte non riesco nemmeno ad andare in diretta. Quando ci sono delle malattie, magari degli amici. Ciao Giovanni Porto. Stasera mi ho mangiato il tiramisù pure io. Stasera mi sono mangiato il tiramisù. Un ictus. Quanti anni ha tuo fratello? Quanti anni ha tuo fratello, Francesco? Maurizio, come sta? Allora, come all'improvviso tuo fratello Giovanni l'ho visto ieri, sta bene. Tuo fratello Giovanni sta bene. Allora, Francesco Manuela Silvestri, conosci qualcuno a Messina? Allora, che cosa? Francesco, vieni lì un momento. Ai. Manicutus, 58 anni. Ciao Giuseppe Malla. Un ictus è una cosa grave. Un ictus è 58, ma è in coma. È in coma, è. Grazie Maurizio, te lo saluto. Ma è in coma. Non riesco nemmeno ad andare avanti, vero? Mimma Castà, ciao Mimma. Quando sento queste notizie, certe volte uno non ha il coraggio magari di andare avanti, certe volte. Ma lui ha ragione, che fa? Lui ha ragione, insomma, parla, che cosa fa? C'è qualcosa.
Ok, Francesco. Ok, questo è dedicato a Francesco. Questo è dedicato a Francesco. Un attimo. Perché non posso ir avanti. Stiamo andando sul Gargano a San Giovanni Rotondo a trovare Padre Pio che ci porta fino a Dio, a trovare Padre Pio che ci porta fino a Dio. Pure noi napoletani ci venimmo sempre qua a trovare Padre Pio che tanta grazia ci fa, a trovare Padre Pio che tanta grazia ci fa. Come buono Padre Dio e la luce del Gargano riscalda tutti i cuori che vengono a pregare, riscalda tutti i cuori che vengono a pregare. Padre Dio, Padre buono, proteggici dal male, insegnaci a pregare. Padre Dio, Padre buono, proteggici dal male, insegnaci ad amare. Nella casa del sollievo e nella sofferenza, quando la gente fa compagnia, tutti i giorni al Padre Dio. Quando la gente fa compagnia, tutti i giorni al Padre Dio. Padre Dio, Padre Santo, che sei nato a Pietrelcina, resta sempre a noi vicino, resta sempre a noi vicino. Padre Dio, resta sempre a noi vicino. Ora quando ci vediamo, te tenim in tuo cuore, perché tu ci dai la gioia, perché tu ci dai l'amore, perché tu ci dai la gioia, perché tu ci dai Ciao l'amore. Gione. Padre Dio, Padre buono, proteggici dal male, insegnaci a pregare. Padre Dio, Padre buono, proteggici dal male, insegnaci ad amare. Padre Dio, Padre buono, proteggici dal male, insegnaci a pregare. Padre Dio, Padre buono, proteggici dal male, insegnaci ad amare. Proteggici dal male, insegnaci ad amare. Padre Pio, pure quando ce ne chiama, Padre Pio, il tuo cuore devotiamo. Padre Pio, pure quando ce ne chiama, Padre Pio, il tuo cuore devotiamo. Padre Pio, pure quando ce ne chiama, Padre Pio, il tuo cuore devotiamo. Padre Pio, pure quando ce ne chiama, Padre Pio. Allora, non ho il coraggio di andare avanti, pur essendo che uno in allegria e simpatia, sentendo le notizie come all'improvviso, un grandissimo amico Francesco che non lo conosco da più di 2 anni già, quando si sentono queste notizie io non posso andare avanti perché purtroppo ho una sensibilità impressionante. Queste cose io non... Sì, ho incominciato con la tarantella, è giusto così, la vita va avanti, ma quando ci sono, in ogni famiglia ci sono questi dispiaceri, purtroppo può succedere di tutto. C'era un'allegria, una simpatia, purtroppo c'è persone magari che io ne sento tanti di discorsi. Scusate che non guardo la chat perché effettivamente non saluto, salutiamo intanto a tutti. Certe volte
mi mancano le parole, veramente. Voglio dire tutto quando c'è l'allegria, simpatia. Però no, quando ci sono queste persone, grandissimi amici miei, pur essendo che lo conosco a Francesco virtuale, però è un Francesco che pure la parola si dice che tutti Francesco è una persona buona, Don Francesco d'Assisi, insomma. Siccome mi è stato vicino, veramente mi ha chiamato tante volte, e ora sentendo questa notizia uno non può dire niente, può dire solo preghiamo per fratello di Francesco che è stato colpito di questo ictus. E che voglio dire, è vero che uno deve andare avanti, è vero che deve avere, però purtroppo succedono queste durante le dirette. Io effettivamente mi emoziono facilmente, pur essendo che sono duro, ma ogni così, pare che sogno duro. Beh, oggi le mie risate sicuramente si hanno trasformato in un grandissimo dispiacere, veramente. Non sapevo che il fratello di Francesco, pure che magari ora è ricoverato, mi ha detto magari se conosco qualcuno a Messina, non ti dà la linea, sindaco, che lui è a Messina, ma penso che lui è delle parti, comprendo di Benevento, una cosa di questa, una cosa di questa. Insomma, ora vediamo se rintracciamo, essendo siciliano, qualche amico, non voglio fare né nome né cognome, non lo so, c'è qualche amico magari è stato colpito di iniquitus, magari qualcuno può ascoltare, grandissimo amico mio, giusto oggi parlavamo con un grandissimo amico che se mi sente sicuramente mi sentirà, e sentendo questa notizia magari, che ne so, possiamo dare una mano a Francesco. Oggi parlavamo con un amico che conosce un grandissimo amico che è dottore neurochirurgo, giusto parlavamo del discorso, è successo questo discorso, ma cosa da pazzo. Ok, ora vediamo, non dico il nome, vediamo se mi contatta lui stesso, perché sicuramente vedrà la mia diretta, magari si può dare una mano d'aiuto, essendo che è all'ospedale di Messina, e vediamo cosa si può fare. Vediamo. Ok, va bene. Ciao Fabiola, salutiamo Fabiola, sono stato lì a mangiare. Insomma, non ho il coraggio di andare avanti, si chiama Angelo. Se si chiama Angelo, hai tutti gli angeli protettori sicuramente. Stromboli, Stromboli, giusto, Francesco, dimentica giusto, Stromboli, di Stromboli, dell'isola, l'isola sono giusto, ricoverato a Messina. Stromboli, una bellissima terra, isole Eolie. Salutiamo il nostro amico Francesco, insomma, vediamo che cosa si può fare tramite questo amico per Messina, magari c'è qualche cosa, magari facciamo un appello per l'amico Francesco, per il fratello di Francesco Angelo, che è stato colpito di un ictus. Ok, bravo, avevo che ricordavo che era tu da Benevento. Allora Francesco, allora io, allora che mi ricordo, è una memoria. Allora tu Francesco, giusto lo pensavo, tu eri tu da Benevento Francesco, tuo fratello non lo sapevo che stava a Stromboli, ora me l'hai detto. Allora, ora voglio dare la linea ad Antonino, a Gaetano, ma non mi fa dare. Ora Antonino, a intervenire, vediamo che cosa. Amedeo, ciao Amedeo Caldarano, Sandro Rosetta, buonasera. Elisa Federico, ciao Elisa. Salutiamo Elisa Federico, un abbraccio. Antonio, sto telefono oggi mi sa che è capriccioso, non fa intervenire nessuno. Questa trasmissione si è ammusciata tutta. Stromboli è in Calabria, no, Stromboli è isole Eolie. Ok Johnny, buona serata. Ciao, buona serata, speriamo tutto bene. Allora, io dicessi che non lo so, non so cosa fare, vediamo. Cioè. La scolpita in un tronco d'abete un bel pastorello, all'altare di quella cappella le guarda la
Delegato Angelo. Uno colori e pennello, la undi pitturata. Simbolo di ogni viandante che passa di là. Madonnina da riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi, per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo, tu d'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il cielo e la neve. Circondata di fiori sei tu, filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega il tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Son passato un mattino. Ciao Sciacca, ciao Frankie, Calò Marino. La Madonna da riccioli d'oro, non c'era mistero. La nicchia deserta mancava quel dolce tesoro. E un viandante che passa davanti, pregar più non può. Madonnina da riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi, per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo, tu d'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il cielo e la neve, ma il tepore della primavera, circondata di fiori sei tu, filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Pastorello e pittore di un tempo, c'è urgente bisogno di voi, la Madonna dai riccioli d'oro, ritornate a rifare per noi, filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi, siamo cristiani e siamo figli tuoi. Scusate per qualcuno magari si aspettava stasera una diretta di allegria, però molta solidarietà per Angelo che è stato colpito da un ictus. Io non me ne sono accorto, aveva ancora la corona, la corona la interpreto come un senso di allegria. In questo momento non sono allegro, va, parliamone chiaro. Sono molto vicino alla famiglia di Francesco per suo fratello e ho dedicato diverse preghiere, magari che non preghiamo, io vado sempre da Padre Pio e che ti posso dire, sperando a Dio, e vado da Padre Pio che prega Padre Pio per tuo fratello, magari possa realizzare che tuo fratello si riprenda il più presto possibile. E spero veramente tanto affetto veramente, perché non ho parole di continuare, diciamo, in questa diretta, soltanto preghiamo per quelle che trovo di qua. È bello. Gesù che sta passando proprio qui, Gesù che sta passando proprio qui, e quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria, e quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore. Gesù che sta
quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria, e quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria. Padre Pio, ho bisogno di te, del tuo amore, del tuo perdono. Mi presento così come sono, in ginocchio davanti a te. Solo tu puoi capire perché porto in seno un segreto dolore, un'ansia qui dentro al mio cuore che mi blocca e non fa respirare. Aiutami Padre Pio, non riesco a pregare da solo, fammi prendere il volo, ridammi la pace del cuore, o frate della speranza, illuminami il cammino, la notte stammi vicino, ti prego ho bisogno di te. Quando pure la fede tentenna ed il cuore è nella tempesta, quando poi tu non credi più a niente ed un diavolo t'annebbia la testa, quando sembra che il faro sia spento e la sabbia sconvolta dal vento, se la barca lo scoglio non vede, Padre Pio illumina tu. Aiutami Padre Pio, non riesco a pregare da solo, fammi prendere il volo, ridammi la pace del cuore, o frate della speranza, illuminami il cammino, la notte stammi vicino, ti prego ho bisogno di te. Con la messa ti sei inchinato verso il dono dell'Eucaristia, confessando hai aperto la via. È una preghiera che facciamo per Francesco, per Angelo. Faccio questo e chiudiamo. Le piaghe di Cristo, la sua croce, il suo sudario, sei salito sul suo calvario per redimere l'umanità. Aiutami Padre Pio, non riesco a pregare da solo, fammi prendere il volo, ridammi la pace del cuore, o frate della speranza, illuminami il cammino, la notte stammi vicino, ti prego ho bisogno di te. Frate della speranza, illuminami il cammino, la notte stammi vicino, ti prego, ho bisogno di te. Ok ragazzi, vi auguro a tutti una buona notte. Io non me la sento di continuare perché effettivamente io ho un'altra tipologia di allegria. No, però è un grandissimo amico. Io vi auguro a tutti una buona notte e spero bene, non mi offendete perché io sono sensibile, purtroppo, no purtroppo, è così. Io cerco di notare allegria e simpatia delle cose, diciamo, magari delle persone anziane, magari stanno male, di qua e di là. E magari io sto pure in compagnia che prendo telefonate di qua, di là. Pure oggi l'ho fatto. Però, e dopo mi mantengo in allegria e combatto,
E nel nostro gruppo abbiamo oggi scherzato, ridere da morire, ridere da morire. E però stasera mi vado a coricare, diciamo, con le malincuore, sperando e pregando, diciamo, che Angelo, l'amico nostro di Francesco, magari possa fare questo miracolo e ci darà la buona notizia che suo fratello magari sta bene. Noi abbiamo fatto del nostro meglio quella della diretta, io postando fortunatamente subito mi è apparso Padre Pio, non lo so, avevo chiamato una canzone siciliana alla tarantella e mi è spuntato Padre Pio. Dopo è successo questo che cosa ha detto Francesco, ho pensato bene a mettere diciamo, questo, diciamo, preghiera per me di Padre Pio, sperando tutto bene. Io non mi sento di continuare, vi auguro a tutti una buona notte, ce ne sono tante occasioni di fare le dirette, sperando sempre del bene. Io vi auguro una buona notte, con sempre il re dello Zenzero. Ho levato la corona per rispetto di Francesco e suo fratello, ma tutti mi vedono e qui chiudo con la corona. Vi auguro buonanotte, a domani. Dai, buonanotte a tutti.